La vicenda degli alberi della Villa del Sole rasi al suolo per fare posto all'attuazione di un progetto finalizzato alla realizzazione di un asilo nido sta infiammando il dibattito in città e se da un lato, e anche a ragione, c'è chi grida allo scempio, dall'altro c'è chi afferma che gli alberi tagliati verranno sostituiti con altre essenze e specie arboree. Ad evidenziare con forza il non senso il Codacons, che ha inoltrato un esposto alla Soprintendenza ai beni culturali, alla Procura della Repubblica e ai Vigili urbani sostenendo che il taglio non è stato autorizzato e che sulla villa insiste un vincolo paesistico. Di sterminio della vegetazione parla Legambiente, ma a spiegare l'operazione è l'assessore ai lavori pubblici Principato, che sostiene che le radici avevano devastato i viali rendendoli impraticabili e pericolosi e stavano provocando il crollo di un muro di contenimento a sud della villa. E se è così, anche come è accaduto in passato per la tragica vicenda del Paladino d'Oro, è mancata una adeguata diffusione di informazioni. Intanto, Satira Grigentina, tra il serio e il faceto, la pone così. Buongiorno, allora io mi trovo qui alla Villa del Sole, che ormai di villa non ha niente più, perché sono da Agrigentino, sono indignato e arrabbiato. Perché, direte voi? Perché hanno lasciato un albero integro. È una vergogna. Ma che senso ha lasciarlo? Perché non si taglia? Ma poi adesso è solo, tutti i compagni sono stati sterminati, sarà anche triste, quindi per questo invierò una PEC a tutte le autorità competenti affinché venga segato al più presto. Cioè si potrebbe utilizzare anche un po' di napalm e se ce ne fosse ulteriormente bisogno creerò una raccolta fondi per comprare una motosega e il relativo carburante per tagliarlo al più presto. Cioè qui ad Agrigento un albero non ne volemo. Che senso ha questo albero rimasto? Basta, dobbiamo tagliare anche questo. Quindi vi terrò aggiornati.